fondazione della vostra scuola dell'infanzia Don Bosco. Purtroppo precedenti impegni di ministero non mi consentono di essere presenti a questi festeggiamenti. Desidero però far giungere a te e alla vostra parrocchia questo messaggio di partecipazione in occasione della festa che celebrerai la domenica 24 maggio. Esprimo le mie più vive felicitazioni per la presenza e la preziosa attività di questa antica e prestigiosa realtà educativa. Mi unisco a voi nel ringraziare il Signore per il tanto bene che attraverso di essa è stato realizzato nella vostra parrocchia. Assicuro la mia preghiera e invoco su tutti voi, sulle maestre, sui genitori e su tutti i bambini, la benedizione del Signore. Corrado, Vescovo Pizziolo. Don Domenico, dov'è? Don Domenico, vieni qua. Allora, di nuovo saluto cordialmente, unitamente anche a Don Domenico che sta arrivando, il sindaco Roberto, insieme con l'amministrazione comunale, il comandante Marco che ha voluto essere presente qui, il presidente della FISM Stefano Grando, le suore salesiane, la coordinatrice della scuola e la veste di Silvia Tomasella, insieme con gli insegnanti e il personale tutto della scuola, e voi tutti che siete qui per condividere con noi la gioia per questa tappa così significativa. Don Bosco è sempre una ricchezza l'attingere dalla sua storia e dai suoi scritti, così come si avverte la distanza tra come lui riusciva a stare in mezzo ai suoi ragazzi e come riusciamo a farlo noi. Ma il suo esempio non è mortificante, bensì stimolante. Il suo segreto, l'aver compreso che il comandamento dell'amore, sperimentato e vissuto, dona una gioia che, come dice Gesù, non ha uguali. Diceva così Don Bosco: l'educatore è un individuo consacrato al bene dei suoi allievi, perciò deve essere pronto ad affrontare ogni disturbo, ogni fatica per conseguire il suo fine, che è la civile, morale, scientifica educazione dei suoi allievi. Sembrerebbe un'espressione esagerata, eppure proprio per quel metodo preventivo, che era il metodo di Don Bosco, possiamo vedere come nella persona dell'educatore c'è una figura che va al di là, qualcosa che predomina rispetto alla sola funzione educativa, c'è quasi una consacrazione, una vocazione. L'educazione allora per Don Bosco è qualcosa di più di un lavoro, è una forma di vita. Perché? Perché non produce cose materiali ma costruisce persone dotate di progetti, idee, certezze, speranze. All'educatore allora si richiede non solo una competenza pedagogica e capacità relazionale